Io sono ottimista che ce la faremo, però non c'è dubbio che le difficoltà sono tante. Diciamo che la discussione generale l'abbiamo tutto sommato già fatta e c'è anche nel lavoro che è stato fatto in questi 10 anni. I nostri consulenti ci hanno dato un suggerimento che noi abbiamo accolto. Cioè, intanto mettiamo in una colonna tutti gli articoli che sono uguali e proprio grazie al lavoro comunque fatto in questi 10 anni gli articoli uguali sono tanti. Poi evidenziamo le cose differenti negli articoli che contengono alcune differenze. Evidenziamo quali sono le differenze e quindi discutiamo su questo. E poi in una ultima colonna mettiamo invece gli articoli su cui le differenze sono marcate e lì bisognerà fare una discussione di merito molto approfondita per verificare se esistono le condizioni per arrivare a una convergenza. Beh, Devo dire una cosa però, che c'è un problema, non sappiamo se si potrà cominciare subito a discutere dello statuto perché da parte della maggioranza c'è la volontà di anteporre una discussione sul regolamento dei lavori d'aula allo statuto. Questo è, io l'ho definito, un macigno sulla strada dell'approvazione dello statuto. Spero che in questi giorni questo macigno venga rimosso e che si riparta con la discussione dello statuto. È il regolamento che deve recepire lo statuto, non lo statuto che deve recepire il regolamento. Noi riteniamo che lo statuto debba essere l'occasione per riflettere sul Veneto. Lo statuto non può essere considerato un documento burocratico che va fatto perché siamo obbligati a farlo. Lo statuto deve essere l'occasione per pensare al Veneto che noi possiamo prefigurare fra 20-30 anni, perché lo statuto appunto è un documento che poi rimane. Ora, il Veneto di oggi, ma il mondo di oggi, non è già più il mondo di 2 anni fa, prima della crisi. Stanno avvenendo sconvolgimenti e cambiamenti grandissimi, allora se noi non riflettiamo, lo Statuto deve aiutarci a riflettere, deve essere il momento in cui ci fermiamo a riflettere su cosa pensiamo sia oggi la Regione Veneto e cosa può essere, come si costruisce il Veneto del futuro, come si mette in campo una regione che faccia sì che questo territorio possa reggere la competitività internazionale e portare il progresso sociale anche in un momento di sconvolgimenti così grandi. Il dialogo fra le parti all'interno del Consiglio è reso difficile in questo momento dalla situazione di, la definirei caos, senza che si consideri questa parola esagerata, che c'è all'interno della maggioranza. Cioè, le ripercussioni politiche nazionali si ah, sentono anche qui, cioè non è una questione sì. locale, è che le vicende nazionali, le vicende dentro il PDL, fra il PDL e la Lega, eccetera, portano inevitabilmente una situazione di difficoltà anche a livello locale. Per quanto riguarda il nuovo Presidente, lui ha dichiarato più volte che è perché lo Statuto si faccia, quindi io spero che questa sia anche l'indicazione che lui dà a tutta la sua maggioranza, mentre certamente non va nascosto che il precedente Presidente non aveva mai ritenuto che lo Statuto dovesse essere una priorità. Non lo si voleva, Ah. non lo si voleva. È molto semplice. Un presidente di regione eletto direttamente, come avviene dal 95, con uno statuto del 1970 fa tutto quello che vuole. Allora, non c'è presidente che ha interesse che venga approvato lo statuto, parliamoci chiaro, questo è il problema vero. Quindi non è stato motivo di contrapposizione, perché appunto in commissione avevano trovato l'accordo, mi pare quasi all'unanimità o all'unanimità, parlo del 2000, la legislatura Sì. 2000-2005. E poi appunto in aula non è andato. Perché? Perché non inconveniva all'allora Presidente che si facesse uno statuto, molto meglio così. Il Presidente adesso ha mani libere, perché lo statuto del 1970 non prevedeva che ci fosse un Presidente a elezione diretta.
Poi nella legislatura dal 2005 al 2010 diciamo pure che non c'è stato nessun impegno costituente, ecco.